Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno. La Madonna di Piazzale Giovannacci a Marghera, che lo scorso novembre è stata brutalmente decapitata e privata delle mani, è tornata splendente alla cittadinanza proprio nel mese di maggio come da programma. Torna al suo posto il simbolo, uno dei simboli di Marghera, e torna al suo posto anche la serenità di chi passeggiando per questa zona della città butta un occhio alla Madonna, chi vuole una preghiera, ma sa che c'è la sua presenza a significare, insomma, la storia è una presenza importante. Quindi è un momento bello di festa e in cui tutte le istituzioni religiose e civili celebrano il ritorno della statua. Quindi la ferita è stata un po' ricucita, resta ovviamente il male fatto da quella persona che speriamo, insomma, non si debba più ripetere, ma la Madonna è qui, è a testimoniare che, insomma, spesso il bene vince sul male anche in questo caso. Per quel gesto fu denunciato un 31enne palestinese con permesso di soggiorno per motivi umanitari che aveva ottenuto lo status di rifugiato in Belgio. Si è pensato al peggio, no? In genere quando magari le relazioni e i rapporti sembrano tutti tranquilli, un fatto del genere manifestava un disagio che ricadeva un po' sulla nostra comunità. Poi abbiamo capito che non c'era niente di tutto questo e sono contento che sia avvenuto il restauro, perché temevo che succedesse come magari a volte succede, passato un po' il momento emozionale, che la cosa invece ho dovuto un po' così tenere presente a chi lavorava e le cose sono andate a buon punto. Con la mia emozione di questa mattinata, vedere la Madonnina nuovamente a disposizione dei nostri cittadini è fondamentale. Mi premeva ringraziare tantissimo il sindaco Brugnaro e l'amministrazione comunale, che in pochissimo tempo, in pochi mesi, sono riusciti a riportarci qui la Madonnina nuova. E ora chi vorrà potrà tornare a fermarsi per una preghiera o per la recita del rosario.